Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ho voluto con me stasera Massimo Clausi, che l'altro giorno ha fatto una bella intervista, devo dire, a Laura Ferrara, che è qui con noi, e dico, vediamo un po', perché questa è una trasmissione di notizie, no? Abbiamo un'intervista di notizie, perché solitamente se no le interviste sono un po'... Allora, cominciamo subito, perché mi pare che nell'intervista che tu hai fatto, Massimo, Laura Ferrara parlò per la prima volta di una sorta di apertura, no? Del Movimento 5 Stelle che ha, come dire, cessato di pensare, di bastare a se stesso, ventilando la possibilità di guardare al territorio e magari di intercettare qualche lista civica capace, come dire, di essere in sintonia, in linea con i principi del movimento, no? È stato il primo passaggio questo, mi pare. Sì, abbiamo parlato anche di Europa, comunque sì, politicamente è stato uno dei primi passaggi, con una precisazione, no? Diceva la Ferrara, adesso la sentiamo l'interpretazione autentica, che c'è questa apertura alle liste civiche purché non siano i soliti giochetti della politica, non siano insomma dei simboli nei quali poi si nascondono i soliti noti, i soliti marpioni della cosiddette politica. Liste camuffate. Le liste camuffate. Famose liste camuffate, dove per dentro ci stanno ritengo alle prossime elezioni regionali ce ne saranno parecchie. A proposito di elezioni regionali, cioè Laura Ferrara ci faccia capire una volta per tutte, non è interessata, mi pare, o è interessata? Allora, innanzitutto per quanto riguarda le liste civiche si discuteva... non mi dia questa cosa subito sul regionale, così poi la diamo risposta una notizia. flash è che io ho annunciato già in quella intervista che mi piacerebbe continuare il lavoro svolto a Bruxelles, quindi darò nuovamente la disponibilità. Sono state aperte le cosiddette europarlamentari e come avete visto, insomma, come è stato annunciato pochi giorni fa, per cui darò nuovamente la disponibilità per candidarmi. Poi chiaramente ci saranno le doppie votazioni, insomma avete letto del doppio turno. Spieghiamola bene il meccanismo, che è un chissà, meccanismo a qualcuno un po' viene voglia così. di candidarsi a Bruxelles, come funziona? Allora funziona che... cioè Massimo, per esempio, Massimo posso iscrivermi, può iscriversi e può fare proporre la sua candidatura. Oggi serve la militanza di un anno come in passato, oppure quella è tramontata definitivamente? Allora bisogna essere iscritti e bisogna essere a posto con le certificazioni dei documenti, quindi significa che non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, ma quindi insomma occorre una militanza nei meetup, mi pare, no? Occorre, ecco, è stato introdotto questo nuovo sistema che premia sostanzialmente l'impegno delle persone all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi ci sono una serie di requisiti che, ecco, saranno oggetto di valutazione, ma che poi serviranno semplicemente sia per chi andrà a scegliere il proprio candidato, quindi per chi andrà ad esprimere la preferenza, e sia anche per l'ordine di comparizione, insomma, quindi Massimo non ti puoi... Abbiamo perso il treno, no, tu hai perso completamente. Immagino che avevate proprio una voglia incredibile. Attivi andarci a bere una birra, vabbè, non sarà la prossima. Comunque ci sarà un doppio turno, il primo turno su base regionale, il secondo poi su base circoscrizionale. Viene assicurata la presenza di un candidato per regione in modo tale da non penalizzare le regioni più piccole all'interno delle circoscrizioni. Certo. E poi ci saranno i capilista che verranno scelti dal capo politico, però anche questa scelta sarà poi sottoposta a ratifica degli iscritti, quindi ci sarà la base, poi dovrà esprimersi. Quanti click occorrono più o meno? No, questo non lo so, è un sì o un no, quindi alla fine non lo so. Non è un dato quantificabile. Sì, ma intanto avete già presentato questo manifesto per le europee, no? Abbiamo presentato questo manifesto per le europee proprio ieri a Roma
e in buona sostanza abbiamo indicato 10 punti in comune con altre forze politiche di altri paesi europei. Stiamo provando quindi a dialogare con altri partiti, insomma, europei, in modo tale da creare un nuovo gruppo europeo in seno al Parlamento. È un manifesto che per ora, ripeto, è ancora in maniera estremamente sintetica, che però fissa dei punti cardine anche del nostro lavoro in Europa, a cominciare dall'implementazione della partecipazione dei cittadini alle attività europee, quindi una tensione verso la partecipazione e la democrazia diretta. E poi il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, che è un punto che insomma, chiaramente mi ha visto molto impegnata in questi 5 anni nel Parlamento europeo, con un report che è stato approvato a maggioranza assoluta e che ha visto per la prima volta introdurre il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso a livello europeo, però poi spetta alla Commissione europea presentare una proposta legislativa e raccogliere quindi la richiesta del Parlamento. Poi un altro punto importante è la tutela del made in e i prodotti agricoli e non solo locali, su questo pure ci siamo impegnati tantissimo perché è un punto estremamente importante soprattutto per il sud dell'Italia. Un altro punto sul quale mi sono impegnata è quello sulla gestione dei flussi migratori, insomma un punto estremamente delicato e che vede comunque la compattezza di questi partiti politici sulla necessità di arrivare ad una equa ripartizione delle responsabilità e quindi ad una solidarietà concreta e reale a livello europeo. Non vi amano in Europa però, Non ci amano molto, non tutti per fortuna. Però, qualche scivolone insomma c'è stato. Non ci amano molto, c'è stato insomma, la settimana scorsa a Strasburgo in plenaria il Premier Conte, che era stato invitato in questo giro di inviti che vengono rivolti ai primi ministri dei vari paesi europei per discutere sul futuro dell'Unione Europea. Da una discussione sul futuro dell'Unione Europea è diventata una discussione sull'Italia, con toni poco edificanti per l'istituzione che ospitava insomma, un premier di un paese fondatore dell'Unione Europea. E devo dire che lì... Come l'hai vissuta questo attacco di questo olandese che è partito, no? Sembrava che parlava in questo italiano, sembrava... che parlasse come Staglioli, no? Con questo italiano che poi diceva dava delle mazzate tremende, insomma, per arrivare a dare del burattino a Conte. Io ho visto che c'era grande imbarazzo, insomma. Allora, nel video si inquadrava Fitto, anche te mi pare che ho visto, un po' basiti, no? Non ve l'aspettavate questo attacco così? Francamente no, perché alla fine fin quando si criticano delle politiche, fin quando si va sui contenuti politici, allora la critica è legittima. La critica è legittima, ci mancherebbe altro, anzi aiuta quando è una critica costruttiva, insomma si discute, si dialoga, però quando diventa invece un attacco alla persona, ripeto, soprattutto al premier insomma, di un governo, devo dire che squalifica più chi fa questa critica piuttosto che chi la riceve, perché anche in quel contesto Conte, devo dire che è stato veramente un grande signore, ha risposto, peraltro poi dobbiamo capire anche da chi arriva questa critica, insomma Guy Verhofstadt riceve stipendi da lobby, da multinazionali che lo rendono chiaramente poco indipendente e diciamo che non dà proprio delle risposte ai cittadini ma a gruppi di potere e a multinazionali che lo pagano. Ma forse Conte non era nemmeno abituato a questo tipo di confronti così accesi, perché onestamente qualche limite lì l'ha mostrato, nel senso che bisognava essere forse più secondo me più duri, no? No, anzi è stato molto più preciso di quanto non lo siano stati in passato altri premier italiani. Io ricordo quando venne Renzi al Parlamento europeo per discutere al termine del semestre italiano di presidenza del Consiglio che era toccata all'Italia, Renzi lì non fece una buona figura, e non lo dico come perché eravamo all'opposizione, insomma, e dovevamo necessariamente contrastare. Anche Berlusconi non è i suoi stessi non lo ascoltarono. Berlusconi pure, Berlusconi quando venne... dei Capò. Si distinse per la vicenda del Capò.
po', ma anche quando parlava dell'Italia, venite in Italia, c'è il sole, c'è la pizza, voglio dire, non puoi ridurre un paese a pizza e mandolino. Si sono toccati dei punti molto bassi, cosa che invece non è assolutamente avvenuta con Conte, che ripeto, ha risposto anche nel merito rispetto a tutte le obiezioni che gli erano state mosse, ha fatto un discorso molto corposo, anche insomma, piuttosto lungo, dove ha toccato diverse tematiche importanti per l'Europa, quindi mi sono sentita abbastanza orgogliosa, ecco, di lui. Qualche notizia sulle amministrative? Ci state già lavorando, avete già idee chiare, avete già individuato i candidati giusti, insomma si è discusso, la piattaforma ha deciso, si è mossa, no? Per le amministrative stiamo lavorando, ci sono già diversi comuni che hanno presentato sul portale Rousseau delle possibili liste che poi dovranno essere chiaramente passate al vaglio da parte dello staff per la verifica di tutti i requisiti e dei certificati, e poi quindi vedremo nel momento in cui avranno la certificazione potranno... Per le liste, mentre invece i candidati a sindaco mi pare l'avete già individuati, sicuramente Arrende, no? Sì, anche per i candidati a sindaco. Corigliano Rossano mi pare pure, o ancora no? Sì, anche Corigliano Rossano c'è stata insomma una votazione da parte, ecco, degli iscritti che era dei partecipati e anche so, su chi è il candidato? No, ma ancora ecco, non vorrei... Ma l'idea c'è, insomma. Sì, però però non sono ufficiali. Non sono ufficiali, no, Arrende, fondamentalmente no, perché bisogna sempre aspettare la certificazione da parte dello staff. Vedremo poi se ci saranno anche dei cambiamenti, visto quanto è stato annunciato anche, ecco, sulla stampa, no? Quindi amministrative se europee. Potreste tentare, scusami, se questa apertura alle liste civiche già da subito, quindi già all'amministrativa. È quello che ci chiediamo anche noi, perché non so se saranno delle modifiche che interverranno in tempo utile già per le prossime finestre elettorali, quindi parliamo di maggio per le amministrative, oppure se bisognerà aspettare ancora un po'. È chiaro però che è un dibattito interno che si instaura, si incardina ora, e quindi potrebbe, ecco, in teoria, in astratto, potrebbe anche riguardare le prossime amministrative. L'apertura a liste civiche all'indomani della botta rimediata in Abruzzo. Ma allora bisogna un po' è una riflessione necessaria, a mio avviso, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento fluido, liquido, che nel momento in cui arriva a governare il Paese ha bisogno di fare una riflessione interna e di cominciare ad avere un'organizzazione migliore, a partire dai territori, chiaramente. Quindi è una riflessione che secondo me andava fatta, e sono contenta quindi di questa decisione da parte del nostro capo politico, di Luigi Di Maio. Poi bisogna capire però in che direzione andrà chiaramente questa riflessione e questo dibattito, anche sulle liste civiche. Chiaramente ora comincia a parlarsene e sto recependo persone che sono molto favorevoli a persone che invece sono molto scettiche, perché fondamentalmente le liste civiche oggi sono diventate il paravento di partiti politici che si vergognano di mettere il loro stesso simbolo sulle liste, e quindi creano delle liste civiche fasulle che nascondono poi di fatto i soliti noti. Quindi chiaramente noi qualora si dovesse decidere di aprire alle liste civiche, non è a loro che andremo a guardare, a noi interessa sempre un movimento, un attivismo, esatto, radicato nella società civile, quindi non liste civetta create ad hoc, ma un movimento civico reale che si sia contraddistinto per battaglie sul territorio, che sia quindi riconosciuto dal territorio e che risponda quindi anche ai nostri requisiti. Secondo il mio punto di vista è delle liste 5 Stelle bis, perché poi alla fine la lista civica deve passare al vaglio, per chiudere l'alleanza deve passare al vaglio della vostra struttura, no? Per dire se chi c'è dentro, questa gente ha i certificati, le cose, è in regola con quelli che sono i requisiti richiesti dal movimento. Quindi a questo punto c'è una lista, diciamo, ufficiale del Movimento 5 Stelle, e poi ci sarà una lista 5 Stelle bis che racchiude tutti quelli forse che non sono entrati all'interno e quindi questa è, diciamo che è una mezza furbatella questa qui, più che apertura
come dire, un allargamento del Movimento 5 Stelle. Io la furbata la vedo negli altri partiti che finora si sono presentati con 10 liste, 20 liste e in questo modo hanno cercato di aggirare i limiti dei loro partiti, hanno cercato quindi di aggirare i limiti dei loro partiti con, diciamo, offrendo 20 liste con 15 candidati l'uno in modo tale che numericamente potessero vincere e battere quindi gli avversari politici alle elezioni. Lo abbiamo visto in tantissime elezioni regionali, lo abbiamo visto recentemente in Molise, ancora prima in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle risultava la prima forza politica eletta, però poi la cosiddetta accozzaglia di liste civiche create ad hoc andava a superare numericamente e quindi per la percentuale il Movimento. Questa è una necessità vitale per il Movimento, perché se pensi alla competizione elettorale regionale, è chiaro che una sola lista non è competitiva. Perché ci vogliono i numeri poi, no? Però i numeri, ecco, noi pensavamo a questo, cioè al discorso che il progetto è quello. La politica è fatta anche di numeri. La politica è fatta anche di numeri, quello se senz'altro. Se non hai i numeri non puoi governare. Cioè, però il ragionamento dal quale partivamo era quello che ci presentavamo con, e ci stiamo continuando a presentare e ci presenteremo, con un programma, con un progetto per quella determinata regione, per quel determinato comune. I cittadini che intendono sposare quel progetto votano il Movimento 5 Stelle, non devono votare Tizio perché è il parente di o Caio perché è l'amico di, cioè devono votare un progetto ma non politico. Ti bastano però per la proposta, perché la proposta diventi competitiva, c'è bisogno di una platea più ampia, allargata. Allora qui per questo parlavo della furbatella, la furbata, chiamiamola come volete, di allargare e prendere quelli che in qualche modo sono vicini al movimento, che ne sposano l'idea, il progetto politico, ma che non rientrano, magari che non frequentano i meet-up, che non seguono i percorsi dei partiti, stanno in questa lista che io chiamo a questo punto, scusami, una lista parcheggio, che sostengono il movimento in attesa poi di confluire nella lista madre. Questa è la mia idea, ma è una chiave di lettura. Vedremo non un po' come convince, andrà. No, mi convince come. Però c'è un'altra cosa che a me, sul quale volevo chiedere, appunto, la Ferrara mi ha colpito come novità nel vostro panorama. Se non ho capito male, correggimi se sbaglio, Di Maio pare che abbia detto che si può abrogare questo limite dei 2 mandati, no? Per cui vi potete candidare più volte. Allora io questa cosa come la leggo? Come forse la consapevolezza che è necessaria far maturare una classe dirigente, che forse adesso un po' vi manca, e lo dico pensando anche per esempio alle gride che stanno venendo in questi giorni anche sulla deputazione vostra calabrese. Insomma, c'è qualcuno che dice che non è che sia, nonostante sia cospicuo, non è che sia così efficace. Tu che ne pensi di questo limite dei 2 mandati? È vera questa interpretazione? Come la pensi su questo punto? Allora, io penso che il limite dei 2 mandati sia giusto, perché siamo sempre partiti dal presupposto che siano delle esperienze a termine, che non debba diventare una professione, un mestiere, ma debba essere un'esperienza circoscritta ad un arco temporale di 5 o al massimo di 10 anni e che viene presa anche quasi come missione, tant'è che noi anche a livello economico insomma, facciamo diverse restituzioni o donazioni insomma, ai cittadini, insomma, è un approccio proprio a questa esperienza politica completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel passato e che continuiamo a vedere tutt'oggi da parte degli altri partiti, quindi io sono favorevole al limite dei 2 mandati. È chiaro che ci sono poi delle situazioni dove magari un ripensamento di questa regola potrebbe essere preso in considerazione. Il riferimento va ad esempio a quelle esperienze dei consiglieri comunali che si riducono a 2 anni. Io penso ad una nostra consigliera comunale di Amantea, Francesca Menichino, che ha fatto un ottimo lavoro, si è impegnata tantissimo e di fatto insomma, ha concluso il proprio mandato in 3 anni e ora sta svolgendo il secondo.
e di fatto, pur non avendolo completato, conta per le regole del movimento come un unico mandato. Io credo, da quello che ho ad altre letto... istituzioni oppure no? Allora, Non ho capito questa ad cosa. oggi no, perché Cioè, state le regole dei 2 mandati, comunale, tu concludi che sia stato consigliere comunale, regionale, deputato, qualsiasi comunque istituzione, ho qualsiasi capito. istituzione, È qualsiasi finito, livello, sì. è finita la tua esperienza da portavoce. no, torni Chiaramente nella- poi puoi a fare continuare, l'attivista. esatto, Oppure puoi ma l'idea è quella. Oppure puoi candidarti con la lista di supporto. L'idea è quella, l'idea è che anche nel momento in cui non sei più eletto, quindi non sei più all'interno delle istituzioni, tu comunque fai tesoro dell'esperienza che hai maturato e la offri a chi verrà dopo di te, come guida, come esperienza collettiva. Questa era, diciamo, l'idea, a mio avviso, bellissima nel movimento, in modo tale che cioè, non è solo un'esperienza che vive la singola persona all'interno delle istituzioni, ma è un'esperienza che vivono Però faccio un contestualmente esempio. più Laura persone. Ferrara, eletta al Parlamento europeo. Un anno non è sufficiente per capire gli ingranaggi, i meccanismi, Certo. come ci si muove all'interno del complesso. Parlamento europeo. Il secondo anno, la seconda legislatura è come per trovare una collocazione all'interno di questo scenario complesso che è l'Europa, e forse l'altra legislatura anche poi per produrre in maniera significativa quelli che sono una serie di progetti, di idee che ha maturato nel corso delle legislature, secondo il mio punto di vista. Però se no così tu cambi continuamente, non trovi mai un'occasione per portare a termine i progetti che sono propri del movimento, no? E non crei classe dirigente, come dicevo prima, non la magari... crei. Però, allora, questo certo, io magari- sono in parte d'accordo con quanto è stato appena detto, nel senso che sulla continuità, quindi sull'esperienza che una persona comincia a maturare e che necessita inevitabilmente di anni, almeno di un paio d'anni, per cominciare ad orientarsi, a capire il meccanismo, insomma, a prendere le misure con un'istituzione nuova. Su questo sono d'accordo, ed è la ragione per la quale io ora ridò la mia disponibilità per candidarmi al Parlamento europeo, per provare a appunto dare continuità, per completare quanto ho cominciato a fare. Però ecco, si può cominciare a fare già dai primi 5 anni, non è che in 5 anni tu continui ad essere un pesce fuor d'acqua e a non capire come funzionano le cose. Questo può valere il primo anno, può valere ancora il secondo anno, perché chiaramente l'esperienza si matura col tempo. E non è che dico che io, conclusi questi 5 anni, sono una super esperta del Parlamento europeo, o comunque, però chiaramente rispetto a come sono entrata c'è un livello di consapevolezza ben diverso. Ciò non toglie che comunque in questi primi 5 anni già ci siamo impegnati, io come tutti i miei colleghi, tantissimo all'interno del Parlamento, portando a casa anche dei risultati. Quindi ecco, non bisogna attendere 10 anni per cominciare ad essere incisivi all'interno delle istituzioni. Se una persona si impegna può fare molto sin dall'inizio. Certo, la sfida importante per il movimento dopo la vittoria del 4 marzo, adesso sono le amministrative che la verrà, come dire, lì capisci effettivamente se nel territorio c'è la presenza viva e le proposte sono condivise dai cittadini che ti votano. E in Calabria l'ultima competizione elettorale per le regionali non è stata, come dire, bellissima per il Movimento 5 Stelle, non è nemmeno riuscito ad entrare in Consiglio regionale. Questa adesso è una sfida decisiva, quindi qui significa non sbagliare i candidati, significa avere le idee chiare, sapere come muoversi, sapere come orientarsi in questo territorio, offrire, come dire, degli spunti che siano appetibili dal punto di vista politico, no? Con progetti chiari. Non puoi ripetere, riprodurre lo schema nazionale in una competizione locale. Quindi questa è la vera prova che attende il Movimento 5 Stelle. Bisogna capire effettivamente quanto vale nei territori, cioè che forza ha e come è entrata nel tessuto sociale della periferia, diciamo.
Sì, chiaramente a livello regionale si configura poi una sfida molto importante. Noi dobbiamo essere in grado di raccogliere la richiesta che arriva da parte dei cittadini in maniera sempre più insistente di voltare pagina e di cambiare radicalmente il governo di questa regione. I dati storicamente tra elezioni nazionali ed elezioni regionali o amministrative sono sempre stati estremamente diversi, insomma, questo vale per tutti i partiti, ecco. Sì. Quindi non ci aspettiamo di ritrovare i dati, le percentuali del nazionale, insomma, delle politiche anche a livello regionale, però insomma, ci aspettiamo anche, mi auguro, che si riesca ad ottenere un risultato estremamente diverso rispetto a quello che ottenemmo nel 2014. È importante sicuramente il programma, quindi un programma che sia convincente e che offra delle proposte di soluzione, quantomeno una visione, cioè bisogna far capire che abbiamo le idee chiare su come vorremmo amministrare la regione per provare a risolvere i nodi atavici insomma, della Calabria. Siete e poi orientati i candidati sono anche importanti. Siete orientati per esempio alla presenza, per la scelta del candidato alla presidenza, affidare a una donna o no? Vedremo, questo non lo so assolutamente. Certo, da donna mi piacerebbe che potesse essere una donna candidata alla presidenza della regione. Essere tu, Vabbè. Beh, però insomma è importante, al di là del genere, è importante che sia una persona competente, qualificata, che è una persona insomma, calabrese che conosca bene il nostro territorio e che quindi sono sappia calati amministrarlo. dall'alto, da voi non esiste. Ma perché il questo, candidato no? governatore come verrà scelto? No. Sempre sulla ancora non avete ancora non definito? conosciamo sono cambiate le regole interne. No, cioè per circolano già scegliere. dei nomi, insomma, volevo capire che Oh, ma ne sono anno. circolati tanti perché è chiaro che poi c'è Senza molta fondamento, curiosità, no? però Senza sì, fondamento. devo dire che ancora al nostro interno stiamo parlando del programma. Abbiamo fatto Quindi, una riunione, niente, abbiamo fatto una riunione alla Mezza giorni fa, insomma, con degli attivisti proprio per parlare, ecco, di tematiche. Però un elenco di persone che hanno espresso la loro disponibilità ad essere candidati alla presidenza della regione c'è già, mi pare, no? No, nemmeno questo. Come li leggete voi, li leggo anche io, insomma, questi vabbè, nomi, però un all'interno, conto però, è che ci siano delle persone che possono dirsi disponibili e un conto è che al nostro interno si stia discutendo di queste persone come possibili candidati. Se continuano a restare le regole interne è chiaro che quindi devono sottoporsi al voto sulla piattaforma ed essere scelti dagli iscritti. Io quello che posso assicurare è che ad oggi non ci sia alcun tipo di decisione né sulle regole né sui candidati presidenti. Puoi segnare perché non Io sto segnando. Stai segnando, mi raccomando. Andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, volevi chiedere qualcosa, tu mi pare, mentre c'è la pubblicità, ti è venuta in mente una cosa da chiedere a Laura Ferrara? Più di una, Allora, ovviamente, però, insomma. una notizia l'abbiamo già messa, Una notizia abbiamo messo due notizie abbiamo messo. No, gli volevo chiedere, visto che stiamo parlando, va bene, in attesa di capire chi saranno i candidati, insomma, allora a questo punto parliamo un po' di programmi, no? Proviamo a fare questo ponte tra la Calabria e l'Europa, e quindi sto parlando di migrazione, che è un tema di cui ti sei dedicata a lungo. Mentre noi parliamo c'è stato l'ennesimo incendio con l'ennesima vittima nella Tendopoli San Ferdinando, che so che tu insomma, sei andata a visitare più volte. Sì. Ti volevo chiedere che impressione hai avuto di questo Salvini ha già luogo. detto che verrà smantellato. Salvini dice smantelliamo tutto, oggi sui social ognuno dice che è una vergogna, quindi non si capisce di chi ha la colpa allora di questo posto che sta là. Tu che notizie c'hai rispetto a San Ferdinando, insomma? Ma io L'Europa come la vede questa L'Europa cosa? come la vede questa cosa? Cioè è una cosa possibile che esistano nel 2019 persone che vivono in quelle condizioni, sfruttate in quel modo, una cosa che sanno tutti e nessuno fa nulla? Cioè... io lì alla Tendopoli sono andata, alla Baraccopoli, perché non è definibile neanche come Tendopoli, sono andata un paio di volte, proprio nel periodo di raccolta delle arance, che è il periodo dove si
si raggiungono lo diciamo, le punte massime sia di presenze presenze, sia di sfruttamento chiaramente poi delle persone che vivono lì. E già lì insomma vedevo chiaramente come tante persone cercassero di costruirsi come potevano delle baracche con pali di legno e dei tendoni di plastica, tutto materiale infiammabile, chiaramente estremamente pericoloso, ed era un non luogo, cioè era un posto dove man mano, anche per ammissione delle stesse persone che vivevano lì, insomma non potevano più entrare né polizia né vigili del fuoco, cioè insomma una situazione di estrema difficoltà e di grande degrado. Addirittura quando andammo l'ultima volta viveva anche un bambino molto piccolo, lo segnalammo immediatamente perché non era minimamente pensabile che un bambino piccolo potesse vivere in quelle condizioni. Abbiamo chiesto più volte, parlo degli anni addietro, che il governo e la regione insieme potessero porre fine a questa situazione. Dovevano fare inizialmente dovevano dismettere, dovevano eliminare diciamo, questa baraccopoli, e il progetto in cui si credeva molto era quello di garantire una sorta di accoglienza diffusa, considerato che lì ci sono anche molti immobili vuoti. Quindi garantire magari con delle agevolazioni chiaramente economiche un'accoglienza dignitosa a queste persone, e anche magari un'accoglienza dignitosa non soltanto alle persone che vivono lì, ma anche ecco, proprio agli abitanti di San Ferdinando, che sono abbastanza esasperati da questa situazione, perché poi si creano purtroppo delle tensioni sociali. Abbiamo visto anche in passato come possano sfociare insomma, in situazioni estremamente gravi. E quindi ecco, questa era la proposta che noi portavamo avanti a tutela della dignità delle persone, a tutela anche degli aspetti sociosanitari, a tutela anche... E poi non hanno fatto nulla? Non è stato fatto nulla, non è stato fatto nulla, purtroppo nulla. Erano stati stanziati anche dei fondi per creare una tendopoli bis lì vicino, che però chiaramente non risolveva nulla, non risolveva la situazione, magari offriva dei tendoni un po' più resistenti per la pioggia, ma chiaramente non offriva diciamo, un tipo di accoglienza dignitoso. Oggi poi leggo ecco, tempo fa il governatore Oliverio che si ricorda nuovamente della baraccopoli. Prima, quando c'era al governo il suo stesso partito, insomma non è stato fatto nulla. Ora, quando insomma, è cambiato il governo, addita diciamo, la responsabilità al governo neoeletto. Ma, io ho letto oggi le dichiarazioni di Salvini, che intende smantellare la baraccopoli, e dice che era stata anche offerta la possibilità a 130 persone di essere accolte in progetti SPRAR, ma che purtroppo sono stati soltanto in 8 poi a farne richiesta. Ecco, io mi auguro che si possa porre fine a questa situazione, perché credo, se non ricordo male, che è il terzo episodio di roghi che si verifica nella baraccopoli di San Ferdinando, con la terza persona che resta vittima di questa situazione. Quindi è una vergogna, anche a livello europeo. Questa vergogna, però ne parliamo sempre, ma sempre il stesso problema, riunioni, vertici, l'indignazione, però poi tutto passato, come si dice, il momento di grande attenzione, poi torna nel dimenticatoio e c'è tanta gente che sta lì. Possibile nella società civile assistere a cose di questo tipo? Secondo me è una cosa davvero andiamo avanti così. Però io volevo fare un'altra domanda legata, non se posso, all'immigrazione secca. Non so se il voto sulla piattaforma è segreto oppure no, ma in queste ore state votando per il processo a Salvini sul caso di Ciotti. Voterete. Tu che dici, deve essere processato Salvini o no? Io come voterai, se non ce lo vuoi dire? Diccelo. No, ma io l'ho già detto. Voterai, io l'ho già devi votare per anticipato. Cosa, sì. Io voterò come qualsiasi altro iscritto, quindi insomma voglio dire, questo diritto di voto insomma, aspetta anche a noi. Io
mi sono fatto un'idea su questa vicenda, che da un lato ci sia una questione più regolamentare e da un altro lato una questione più politica. Sulla questione regolamentare, pur non avendo letto insomma, le carte che sono state prodotte dal Senato, credo che insomma, si debbano valutare chiaramente, si debba valutare innanzitutto se quanto è stato fatto da Salvini rientri nell'interesse pubblico e se rientri in un interesse pubblico costituzionalmente garantito. Io credo che sia da un punto di vista regolamentare sia da un punto di vista politico Salvini debba sottoporsi al processo, perché e quindi io voterò per dare il consenso, diciamo, all'autorizzazione a procedere. Questo perché insomma, per quello che ho capito, su quelle 177 persone che erano a bordo della nave Diciotti non c'era nessuno che era stato ritenuto pericoloso per l'ordine o per la sicurezza pubblica. Però questo in chiave politica si traduce, in chiave politica, come una in chiave politica grazie. No, ma non è una sentenza, attenzione però, non è una sentenza di condanna la nostra, è un'adesione anche piuttosto ai nostri principi, a quello che abbiamo sempre detto, cioè che pur essendo dei rappresentanti istituzionali comunque non per questo ci si sottrae alla legge, non per questo ci si sottrae come qualsiasi altro cittadino a un processo, poi è in quella sede che si ha la possibilità di dimostrare la propria innocenza. Perfetto. Segna, questa è la seconda notizia, la terza notizia. Terza quarta. Adesso vediamo di è brutto piuttosto se Salvini arriva a ricattarci su questo, voglio dire. Vabbè, questo ma è una debolezza sua, a mio avviso. Però questo va messo a proposito in di punti conto. di forza e debolezza, no, adesso ci sono le europee e per molti dico questo può essere un banco di prova, nel senso che Salvini appunto, se avrà un'affermazione come nelle previsioni, potrebbe far saltare il banco del governo. Secondo te è così? Dopo le europee ci saranno problemi a mantenere il governo giallo-verde? Ma io non credo che ci siano dei problemi a mantenere il governo. È possibile che ci sia poi una riflessione interna tra le due forze politiche. Ecco, ancora è presto per fare questo tipo di previsioni, bisogna vedere come andranno le elezioni, però credo che, voglio dire, i cittadini debbano anche avere come dire, debbano anche valutare ciò che è stato fatto finora. Al di là delle parole e dei proclami, io credo che sia importante che i cittadini guardino ai fatti, perché i fatti parlano da soli, le parole, come si dice, le porta via il vento, le porta via il vento. E allora, al di là dei proclami, degli hashtag, dei video su Facebook, si guardi ai fatti. E io credo che il gruppo del Movimento 5 Stelle nel Parlamento europeo fatti e risultati ne abbia portati tanti. Diversamente, ecco, francamente direi per i colleghi della Lega al Parlamento europeo, perché, ripeto, non è una questione di opposizione politica, ma è una questione sempre di guardare i fatti. Io non ho visto un grandissimo impegno né quando c'era Salvini, che sedeva insomma nel Parlamento europeo, né da parte dei suoi colleghi, quindi che i cittadini si informino. Federalismo differenziato. È difficile. Vedremo, è una discussione molto accesa chiaramente che insomma, si sta portando avanti. Io insomma, mi auguro che si facciano delle valutazioni. C'è un problema, per come la vedo io, poi correggetemi se sbaglio, che la discussione mi pare che sia partita solo fra di noi qua al sud, cioè mentre noi discutiamo molto spesso limitandoci a dire no al federalismo differenziato, al regionalismo differenziato, Lombardia e Veneto già stringono gli accordi con lo Stato. Mi sembra un processo irreversibile, insomma, rispetto al quale non so come. No, un processo irreversibile no, se ne sta discutendo in questi giorni, chiaramente una posizione su questo. Se ne sta discutendo e chiaramente ecco, non è che se ne parla soltanto qui al sud, ma a Roma se ne sta discutendo molto. Io mi auguro che si tenga conto del paese nel suo insieme, quindi di tutte le realtà insomma, territoriali e locali, e che non si vada a discapito e non si creino insomma, situazioni. Lei è contraria a questa Vediamo visione. Vediamo in che forma verrà proposta, insomma, sono sicuramente contraria a tutto ciò che può andare a scapito ecco, di regioni come la nostra in termini di servizi, in termini economici, su questo non c'è ombra di dubbio. Senta,
Voi quanto tempo dedicate al dialogo, all'ascolto del territorio? Tantissimo. Tanto? Tantissimo. Questo, guardi, veramente non soltanto i fine settimana che siamo perennemente in giro sul territorio con incontri pubblici, ma anche durante la settimana, mentre sono in commissione, mentre insomma sono a Bruxelles o a Strasburgo, ricevo email, messaggi in cui mi vengono fatte segnalazioni o proposte, quindi c'è un contatto, un ascolto e un confronto costante. Il reddito di cittadinanza è la soluzione? È una delle soluzioni, non è la soluzione a mio avviso, è una delle soluzioni che può far ripartire il mercato del lavoro e che in molti aspettavano proprio a garanzia della dignità. Anche in Calabria, diciamo, per come siamo messi, come tessuto economico produttivo, per come sono messi gli uffici per l'impiego. È una bella sfida perché stiamo leggendo insomma di diverse difficoltà e proprio che vengono frapposte anche da parte delle stesse regioni. Stiamo incontrando un po' di... Basta pensare che l'ufficio per l'impiego di Cosenza non ha nemmeno la carta per stabilire i certificati, non ha il toner, siamo messi così. Un po' in ritardo. Questo è il punto di partenza, siamo messi male, ma io ricordo... del tutor non si capisce bene. Questi famosi navigator. I navigator. Come si assume? Chi li assume? Ma infatti stanno lavorando ora su questo proprio per delineare meglio le modalità di assunzioni, perché da parte delle regioni erano state contestate proprio queste cose che lei ha appena detto, cioè come assumere questi navigator e che tipo di inquadramento dovrebbero avere. Meglio aver già pronto tutto il pacchetto organizzativo. No, ma il pacchetto si sta lavorando, proprio ho ricevuto stamattina il messaggio del mio collega Fabio Udino, che è senatore nella Commissione Lavoro, che stanno continuando a lavorare insomma ancora anche durante i fine settimana sul reddito di cittadinanza, quindi c'è, ripeto, un lavoro costante che sta andando avanti fino a notte fonda ogni giorno. Una bella decisione? Anche la quota 100 sì, era una cosa che ci chiedevano rivendicata come punto del loro programma piuttosto che come punto del programma di Salvini. Certo, era una cosa che richiedevano in tanti cittadini, poi almeno offrire la possibilità a chi vuole andare in pensione prima di farlo dopo tanti anni di servizio maturati, poi chi vuole continuare a rimanere al lavoro che lo faccia, però abbiamo visto già quante centinaia di migliaia di richieste sono arrivate, quindi questo vuol dire è un bel regalino questo. Ma non è un regalo, è un regalo a chi ha lavorato tanto, voglio dire, se vogliamo parlare in termini di regalo vuol dire dare l'opportunità a tante persone che hanno lavorato tanto di godersi la pensione, di tornare a casa e di lasciare il posto a dei giovani che invece aspettano di entrare finalmente nel mondo del lavoro. Nel programma che state preparando, predisponendo per le regionali, immagino che ai primissimi posti figuri la voce occupazione, no? Assolutamente sì. E con l'idea che voi avete dello Stato, l'idea che voi avete messo in campo per quanto riguarda il mondo del lavoro, come dare la possibilità ai calabresi, attraverso quali passaggi, quali idee, quali strumenti? Perché il reddito di cittadinanza non può essere poi, no? Guardi, le dico una cosa, a mio avviso non ci sarà nulla di particolarmente innovativo nel programma regionale, non c'è bisogno di inventarsi grandi cose per risollevare le sorti della Calabria. Quello che posso dire, e più viaggio più ne ho certezza, è che la regione Calabria è ricchissima, nonostante sia molto povera. Non è, voglio dire, questa contraddizione che viviamo. Soldini o nel senso che no, purtroppo noi siamo poveri, però abbiamo una ricchezza che non troviamo in una concentrazione di ricchezza che non troviamo in nessun'altra regione. Quindi punterete su quello, diciamo? Ma necessariamente dobbiamo puntare su quello, bisogna capire come metterla a frutto. Sono stati sbagliati anche i paradigmi, ad esempio di ricerca del turismo. Io ricordo tante volte significa che tante volte sono stati rincorsi dei modelli che non possono essere adattabili alla Calabria. Se noi andiamo per il turismo alla ricerca del modello di Rimini, è chiaro che non può andare bene per una regione come la Calabria. O se ci rivolgiamo sempre agli stessi mercati. Ecco, quindi chiaramente ripartendo dalle ricchezze nostre, allora lì in questo saremo innovativi perché sarà un ritorno alle origini, ecco, l'innovazione sarà un ritorno
alle origini della nostra. Ti stai terra. battendo molto anche su questa vicenda della depurazione, a proposito di turismo, di mare. Assolutamente cioè, sì. Non riusciamo, ma come sta storia non riusciamo a spendere questi soldi per mettere È tutto collegato, perché se noi abbiamo delle Siamo coste all'anno zero. meravigliose, ma poi abbiamo un mare che continua ad essere sporco nonostante centinaia di milioni di fondi europei che vengono Quindi siamo stanziati, all'anno zero la depurazione? ancora sì. Ancora non vedo assolutamente dici alcun tutta la verità cambiamento. su questi fondi POR. Ho visto ultimamente Sì. questa risposta della Commissione alla tua interrogazione rispetto per esempio a questa vicenda delle Lande desolate. Mi spieghi bene come stanno le cose? Mi pare Perché che ci sia la Comunità Europea ha risposto che non c'erano... non c'erano No, allora la va- Commissione Europea ha dato delle risposte a diverse interrogazioni che avevo presentato e che sono estremamente interessanti, perché innanzitutto dice che erano stati presentati per il fondo POR 2007-2013 dei programmi, e facciamo riferimento a Lorica o a Piazza Bilotti, che erano ancora sottoposti ad indagini, quindi è cambiata poi diciamo l'autorità, però di fatto essendoci queste indagini ancora in corso, i fondi di fatto sono sospesi e resteranno sospesi fino all'esito dei processi penali. Ma la Calabria spende o non spende? Questa è una bella domanda, perché di fatto una cosa su cui insomma, stiamo puntando molto non è soltanto la quantità dei soldi che viene spesa, ma è la qualità dei risultati che si ottengono con i fondi spesi, per cui se tu con artifici contabili, con operazioni cosiddette di ingegneria finanziaria fai risultare che anche con progetti retrospettivi hai speso tutti i fondi europei, e per te questo, per te Regione Calabria, per te Oliverio rappresenta un grandissimo risultato, ecco, devi dimostrarmi anche come a fronte di questi fondi spesi che tipo di risultati siano stati raggiunti. E voglio dire, ancora una volta i fatti parlano di una regione che è ancora a cosiddetto obiettivo convergenza, cioè ancora è rimasta più arretrata rispetto a tante altre regioni, quindi evidentemente questa qualità ancora manca. Bene, siamo in chiusura, vuoi fare l'ultima battuta proprio perché abbiamo un minuto? Siamo in chiusura. Una battuta per una notizia, vediamo. No, cioè, gli faccio una domanda a piacere, no, non lo so, così in un minuto gli chiederei che sensazione hai rispetto appunto a queste elezioni imminenti, se le europee dovessero confermare il trend che si è già registrato in Abruzzo, quindi con la Lega che va avanti e voi che crollate, cosa può succedere? Io sono fiduciosa, sono molto fiduciosa sulle europee, perché penso che veramente abbiamo fatto un lavoro molto importante, abbiamo fatto un lavoro impegnativo, duro, che però ci ha fatto guadagnare innanzitutto la stima di tutti i colleghi da parte del Parlamento europeo, perché che se ne dica del Movimento 5 Stelle all'estero, comunque noi siamo riconosciuti come persone che lavorano e questo lo dimostra anche, voglio dire, i ruoli. No, non siete più molti di noi siamo stati nominati convinti. relatori di diversi regolamenti importanti. Sull'euroscetticismo l'abbiamo più volte chiarito sin dall'inizio, senza alcun tipo di contraddizione. Siamo scettici rispetto alle attuali politiche europee, siamo diffidenti rispetto a questo attuale modello di Unione Europea, ma ciò non significa essere contrari all'Unione Europea. Noi siamo fortemente convinti che si debba restare nell'Unione Europea e si debba tornare a applicare un progetto europeo più vicino ai cittadini, rivederlo radicalmente, e anzi molti adesso stanno tornando alle nostre parole, perché prima il dibattito era incentrato sul più Europa, meno Europa, adesso invece molti altri partiti cominciano a dire sì, questa Europa non va bene, va cambiata, che era esattamente ciò che noi dicevamo dal 2014. Grazie a Laura Ferrara, grazie a voi. È stata con noi. Massimo, noi ci vediamo a breve. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.